Allora, oggi qui al nostro angolo, ti piace innanzitutto questo angoletto? Pazzesco. Milo C'è un Russell. silenzio, una calma. Esatto, uno può stare qui anche senza parlare. Esatto. Allora, come stai Milo? Sto benissimo. Stai Te? bene? Allora, ti abbiamo invitato qui perché tu hai un progetto che uscirà a novembre, Esatto. che si chiama, su Prime Video tra Su l'altro. Prime Video e su Rai 2. Esatto, che Il si chiama 15 novembre. Noi siamo leggenda. Esatto. Che è una serie un po' sembra l'americana, no? Perché sembra un po' The Sì. Boys, un po' così. Esatto, sì. Raccontala tu però, dai, che... Allora, devo fare un premessa. piccolo premise, sì. Che è una serie un po' all'americana, però italianizzata ovviamente, con Totalmente, il drammatico, totalmente. il confronto giovani, più adulti, vecchi. Tra l'altro c'è anche il nostro amico Giacomo Giorgio Esatto, che ci ha raccontato. Giacomo e Giorgio. E quindi questa serie tratta di un gruppo di ragazzi, di cui io faccio parte, Normali, sì, normali, all'apparenza. all'apparenza normali, che ciascuno di noi ha un problema dentro, che sia del livello fisico, di salute, di sociale, qualsiasi cosa, e questo problema fa nascere un potere. E quindi ciascuno di noi ha un potere diverso. E tu E non noi puoi dobbiamo dire cercare però, tu non puoi dire niente sul tuo potere, immagino. No, cerchiamo di non dire niente. Ciascuno di noi quindi deve imparare a gestire il potere, che sia nel bene o nel male, e di saper superare le nostre difficoltà, i nostri problemi, anche con il potere. Bello. Sì. E com'è stata l'esperienza? Tra l'altro L'esperienza regia di... Carmine Elia. che è Carmine Elia, regista del Mare Fuori, Mare le prime Fuori, due esatto. stagioni, tra l'altro, grande regista Carmine Sì. Elia. Devo dire che lo dirò molto razionalmente, è stata una palestra, perché mi ha fatto girare con tante persone della mia età, ma con più esperienza di me, mi ha fatto veramente crescere in pochissimo tempo. Il set è durato 6 mesi, 6 mesi. vabbè, pochissimo tempo, 6 mesi comunque, Certo. però mi ha fatto veramente crescere, cioè sono entrato come una persona e sono uscito come un'altra. Ci credo, no, dico 6 mesi comunque sono un lasso di tempo in cui veramente Sì. possono succedere tantissime cose. Senti Milo, tu venivi da un'altra esperienza anche qualche anno fa che era sul set di Ginevra Elkan, che tra l'altro è la Esatto. festa. Che set è stato quello di Magari invece, che ricordo... È stata completamente un'altra cosa. Perché, allora, io devo fare un altro premise, cioè un'altra premessa. È che io prima di aver fatto Magari non ho fatto niente di recitazione. Nulla di nulla. Nulla. Manco Come c'era entrato lì? Provino? Provino. Così. Provino che girava voce a scuola. E io ho fatto il provino, quindi mi hanno scelto. E arrivando sul set, io, cioè, non sapevo nemmeno che dovevo imparare le battute prima di arrivare sul set. Quindi io andavo sul set che non sapevo niente, letteralmente, E manco le Ginevra battute. era contentissima. Ginevra era contentissima perché lei mi diceva: sia te stesso, devi essere te stesso. E tu l'hai presa alla lettera e Alla eri lettera, proprio te e proprio, stesso. sì, esatto, non sapevo nemmeno cosa dire, cosa fare, e ero me stesso letteralmente. Non ero manco un personaggio, ero io. Sebastiano era Milo. E cosa hai portato via da quel set? Ho portato innanzitutto che devo studiarmi le battute, perché sennò E già, diciamo un che casino. come... E poi che comunque qualsiasi cosa che fai, qualsiasi magia che fai sul set nasce da te. Cioè, se tu non hai vissuto qualcosa non puoi tirare fuori niente. Cioè non puoi inventarti un'emozione. È difficile, secondo me è difficile. Cioè, puoi farlo, ma il 90% dei casi potrebbe sembrare falso. Ma tu quando hai capito che volevi fare questo mestiere? Sinceramente non l'ho mai capito, perché... Adesso neanche, non l'hai ancora capito? No, perché come ti ho successo. detto è successo e ora sto cavalcando l'onda, diciamo. Vedo dove mi porta. Se magari non mi piace, può darsi che Torni tra qualche indietro. anno torni indietro. Ah, bellissimo. Senti, chi è il tuo mito? C'è un attore di riferimento, qualcuno che guardi o comunque che ti ispira? Non lo so, cioè così di d'impatto non mi viene, però non mi ricordo mai come si pronuncia. L'attore Jack, Quale? quello con la GHY o JHY, quello che ha fatto Prisoner. Ma quello di pure cioè quello l'attore J.K. Simmons? No, Jake Gyllenhaal, non so come si Ah, Jake pronuncia. Gyllenhaal, Sì, certo, lui, Jake lui, Gyllenhaal, sì, sì, che sì. ultimamente l'ho visto in Grandissimo, tantissimi... da Brokeback Mountain e tutto sì, sì. L'ho visto in tantissime... Lo sciacallo. Sì, esatto. Qual è il film preferito suo? Animali notturni, l'hai visto? No. Devi vederlo, Tom Ford con lui. Devo dire, il mio film preferito con lui è Prisoner. Ah, bellissimo preso. Beh, Prisoner è bellissimo. Tostissimo. Tostissimo, veramente mi ha fatto... m'ha schiaffeggiato Sì, proprio. sì, veramente un film tosto. Denis Villeneuve, tra l'altro, regista di Dune, Sì. tutti e due Dune. Senti, tu che spettatore sei oggi?
Direi più fantasy, perché sono cresciuto con i cartoni animati, sono cresciuto con Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, trilogia che ho quindi sei un visto non so quante volte, tolkieniano. sono un tolkieniano a 1000. Frodo Forever. Frodo Forever. E sì, sono un fantasy. Quindi sono molto felice del fatto Noi siamo leggenda che un po' porta di, Sì, in quel di, mondo là. sì, di fantasy Ma pure in Harry Italia. Potter? No. Meno? Non serve, vedi? Harry Potter di meno e anche di meno Star Wars. Ah, quindi proprio Tolkien... Tolkien 1000. Tolkien spinto. Vabbè, benissimo. Senti, qual è invece il tuo film preferito? Ce l'hai un film del cuore? Sì. E questo ce l'ho perché uno dei primi film giustamente fantasy italiano che ho visto, che mi ha proprio colpito più di Prisoner, è Racconto dei racconti di Matteo Garrone. Ah, Garrone, sei un garroniano. Sì. Che poi tra l'altro è un film non tra i suoi più celebrati, no? No, In realtà, perché poi infatti Fonte è un po'- quasi... Sì, non è per niente con famoso, diciamo. Salmaie, che insomma poi tutti quei Sì. colori molto, molto forti. Che poi, riguardandolo qualche anno fa, mi sono accorto che dentro c'è Alba e io ho girato con Alba su Magari. Ah, è vero, Che certo. non me l'avevo manco fatto il legame. È vero, quindi tu e Racconto dei racconti avete qualcosa in comune. Esatto. Bellissimo. Allora, Milo, adesso c'hai qualcos'altro nei cassetti? No, intanto esce Noi siamo leggenda. Esatto. La Poi seguirai. vediamo. Ma tu ti rivedi? Cioè, In tipo, senso- magari ti lo sei rivisto? Con la famiglia, con qualcuno? Allora, sì, l'ho dovuto riguardare. E? Mm, Cioè, tipo, quando passi tu fai così o... sì, allora, sì, faccio così, però mi costringo a guardarmi perché così capisco a che punto, come sto messo Esatto, per cui... e come posso fare per migliorare. Ovviamente devo riguardarmi, se no non miglioro mai. Certo. Beh, noi ti seguiamo, tu vai per la tua strada che Esatto. ancora c'è. Grazie Milo. Grazie. Grazie mille.